del Giro della Malesia, un bellissimo lungo rettilineo. Siamo all'ultimo chilometro, ancora Missaglia, lo vedete l'inquadrato con il numero 97, tenta l'allungo Missaglia, vediamo poche chance per Missaglia, sono gli uomini della Mapei che si lanciano al suo inseguimento. Ripreso quindi Vladimir Belli, Vladimir Belli, un uomo di classifica che va al contrattacco bergamasco. Vladimir Belli, poi c'è Mario Scirea che sta tirando, penso, la volata a Biagio Conte. Ripeto, una volata estremamente difficile da interpretare. Sì, ci sono tutti, anche Jan Svorada. Ed eccoci con lo sprint, sono ai 100 metri ed è un uomo della Kelme ed è ancora un uomo della Kelme, Angels Arcos Visioso ad imporsi. Possiamo parlare di grande sorpresa. Sì, intanto arrivano tutti, ecco. La posizione, poi c'è Scirea, poi c'è Pieri, poi c'è Biagio Conte. Ormai un motivo tattico collaudatissimo. È cambiato l'uomo di punta, è cambiato il leader. Siamo all'ultimo chilometro di questa tappa da Brescia a Meda, 16ª, 102 chilometri. A ruota di Biagio Conte c'è Zanotti, a ruota di Zanotti c'è Guidi, poi Konicev. Zanotti, maglia nera della Liquigas, mentre preghiamo Porrini di spostarsi. Eccoci con Zanotti, ha un background veramente difficile. Ecco che c'è anche la maglia ciclamino di Konicev, era passato professionista, poi è ritornato dilettante, poi dopo aver vinto un'infinità di corse tra i dilettanti ha avuto la fiducia di Bordonali che lo ha fatto ripassare professionista. Ed eccoci ormai, vediamo, siamo ai 50 metri. Guidi, mentre è uscito il piede dal pedale di De Jong. Guidi De Jong Conte. Ecco, vogliamo rivedere, mentre vediamo tutti i leader della classifica nelle fasi centrali, mentre Chepe González si mantiene in coda.